Maurizio Maggioni, candidato sindaco del Partito Democratico Augusto Arsizio. Oggi siete venuti qui a Sacconago, qual è l'obiettivo di questo incontro? Il nostro obiettivo è presentare all'opinione pubblica di Sacconago, dei sinaghini, perché ho parenti, essendo Augusto, anche a Sacconago, dei sinaghini, l'opinione pubblica, le nostre intenzioni. Noi abbiamo delle volontà, dei propositi. Sappiamo che è difficile intervenire, è difficile amministrare, ma il nostro proposito è quello di superare la disattenzione, la trascuratezza che hanno caratterizzato qualche decennio di centrodestra a Sacconago, che in qualche modo di corsa si è recuperato cercando di partecipare al bando e partecipando al bando della rigenerazione urbana, in questo caso esattamente per il recupero della cosiddetta area feste e della ex Villa Zimonti. Noi diciamo che questo è fatto positivo, aiuteremo in tutto il comune e quando saremo in amministrazione lavoreremo perché questo avvenga nel modo più positivo possibile. Sappiamo però che bisogna fare in modo che ci sia un collegamento stretto tra questa struttura e il centro, che deve rigenerare tutto, se no c'è il rischio che la struttura ripulita, risistemata venga comunque trascurata e divisa dal resto dell'abitato.